Nuovo decreto sulle riaperture dopo il vertice con le regioni. Nella bozza resta il coprifuoco alle 22, dietro front sulle scuole superiori non più obbligo al 100% in presenza, modalità flessibile ma almeno il 60%. EMA dà l'ok all'uso di Johnson & Johnson in Europa senza limiti dopo la sospensione, ma l'Italia sceglie la prudenza, somministrazione solo agli over 60. Nella Marca intanto nuova impennata di contagi nelle scuole. I medici di base impegnati nelle vaccinazioni domiciliari per gli anziani impossibilitati a muoversi per completare la categoria degli over 80. Venerdì il faccia a faccia tra ULSS 2 e il sindaco medico di Santa Lucia di Piave. Siumski a rischio sospensione se non si vaccina, sono pronto a difendermi, dice. Schianto tra un furgone, 2 auto lungo la 27, a Casale sul Sile, 3 feriti, il tratto chiuso, pesanti disagi al traffico. Il cagnolino ucciso a Breda di Piave, gara di solidarietà per regalare al piccolo proprietario un nuovo cucciolo. Volley stasera a Novara, gara 2 delle finali scudetto per l'Imoco in vantaggio nella serie. Una vittoria significherebbe la conquista dello scudetto numero 4. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano di questa edizione le novità che arrivano dal fronte dell'esecutivo, perché è stata diffusa la bozza del decreto aperture che con ogni probabilità nella giornata di domani sarà ratificato dal governo Draghi. Ci sono delle importanti conferme ma anche delle novità. Resta il coprifuoco alle 22, nessun slittamento, quindi come si vociferava in giornata alle 23, confermata dal 26 la riapertura in zona gialla dei ristoranti a pranzo e a cena con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto. Confermata la data del 15 maggio per le piscine all'aperto, il 1 giugno per le palestre, il 1 luglio per le fiere. Dietro front invece sul fronte della scuola in presenza al 100%, le scuole superiori infatti stando alla bozza potranno adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica. Questo significa per le regioni in zona gialla la didattica in presenza garantita almeno al 60% e fino al 100% della popolazione studentesca. Arriva infine la certificazione verde per gli spostamenti tra regione di colore diverso. Il certificato potrà essere sia cartaceo che digitale. Dicevamo, il coprifuoco resta quindi alle 22, questo uno dei punti più dibattuti e questo è l'oggetto del sondaggio di questa sera di Ring, la trasmissione di prima serata in studio con Ferdinando Avarino. Il coprifuoco resta alle 22, giusto? Se sì, il numero è quello verde 0422 1626 691, se no non è giusto quello in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita, l'esito questa sera a Ring a partire dalle 21:15. Ma quella di oggi è una giornata importante anche sul fronte delle vaccinazioni, perché l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, si è pronunciata sul vaccino Johnson & Johnson dopo la sospensione. Nessuna limitazione all'uso, ha detto EMA, ma l'Italia sceglie la via della prudenza. Nel vertice di AIFA, Ministero della Salute e CTS, si è deciso infatti l'utilizzo solo per gli over 60. Intanto oggi primo giorno di vaccinazione dedicata agli over 80 allettati nella Marca. Vediamo com'è andata. Se dicono che è utile, io sono contenta, io mi fido del dottore, perché l'abbiamo scelto fra i tanti, perciò io mi fido. Se dice che mi tiene lontano dalle malattie infettive, per esempio, o no? Non è questo lo scopo? 94 anni, la signora Lidia, maestra per una vita, è la prima over 80 vaccinata a domicilio tra gli assistiti del dottor Modesto Celia, medico di base a Montebelluna, uno dei tanti professionisti da oggi in campo per la 3 giorni di immunizzazioni dedicate ai soggetti allettati o con forti problemi di deambulazione. Sono 3 giorni intensissimi, direi, sia per l'organizzazione sia per il fatto che sta facendo caldo e quindi bisogna muoversi. Muoversi perché il vaccino ha una scadenza ravvicinata e non ammette alte temperature. Il vaccino dura dal momento del confezionamento 6 ore fuori dal frigorifero. Bisogna tenerlo in una borsa termica
tenga conto che quando viene preparato passa anche un'ora prima che venga distribuito. La giornata del dottor Celia inizia al vecchio ospedale di Montebelluna, sede del servizio di igiene. È qui che le dosi vengono consegnate nelle mani dei medici di famiglia. La distribuzione diventa così capillare, casa per casa, con i dottori dotati anche di farmaci salvavita per ogni evenienza. Sia l'adrenalina in caso di shock, anafilattico, sia del flebocortisone. Anche per questo ogni medico deve rimanere con il proprio assistito nei 15 minuti successivi alla somministrazione, cui si aggiungono i tempi per le schede di anamnesi, dove non mancano domande tra il burocratico e l'estemporaneo, che però strappano un sorriso a pazienti, congiunti e badanti. Se il paziente è incinta. Se è incinta, sì, è ultra ottantenne. Diciamo, meglio passare avanti. Sì, appunto. Tra gli assistiti visitati in queste ore, tante le persone completamente immobilizzate o con gravi patologie che da oggi possono dirsi più protette. Bisogna essere fiduciosi perché bisogna uscire da questa situazione infernale. Personalmente mi rendo conto che non si riesce a pensare ad altro e quindi bisogna andarne fuori e ritornare a fare i medici. Quasi archiviata quindi la classe di età, gli over 80, si passerà subito agli over 70. Questa è la tabella di marcia della Regione. Io spero che in 2 settimane e mezza finiamo anche gli over 70. Chiusa la partita degli over 80, il 91,4% ha ricevuto una dose, la campagna vaccinale in Veneto procede su 2 fronti. Gli over 70 che sono fatti sia dai medici di medicina generale sia all'interno dei centri vaccinali e persone fragili. Queste sono i due target, le 2 categorie che le aziende stanno vaccinando. Nessun altro target. Sono 1161 su 3008 al momento i medici di medicina generale impegnati nelle vaccinazioni nei propri ambulatori o nei centri vaccinali. Complessivamente 39.000 le somministrazioni fatte dalla categoria. Un gioco di squadra che ha permesso anche oggi al Veneto di confermarsi primo in Italia per le vaccinazioni effettuate. 93,3%, fra l'altro il bollettino non è neanche aggiornato, di magazzino inoculato. Considerate che noi abbiamo parcheggiato Moderna in via Prudenziale 53.000 parcheggiate perché siamo terrorizzati di non averle per i richiami. Intanto domani o giovedì il presidente Zaia, come aveva annunciato nei giorni scorsi, presenterà il macro cronoprogramma prudenziale delle vaccinazioni dei veneti in base all'anno di nascita. Questa mattina il commissario Figliuolo ha assegnato a ciascuna regione un target giornaliero di somministrazione in base alle previsioni di forniture di dosi. Noi partiamo dal 19-22 con 25.000 circa somministrazioni al giorno per arrivare, secondo sempre le indicazioni che ci dice il commissario, il 29 di aprile alle 40.000, secondo il commissario, vaccinazioni al giorno in Veneto. Noi ci eravamo già arrivati molto vicino perché mi sembra che in una delle punte avevamo fatto 37.000. Intanto migliora anche la situazione nei reparti veneti, che permette di rivedere la riorganizzazione ambulatoriale ospedaliera per un ritorno alla normalità. Il Veneto è in fase 3, cioè è nella fase meno problematica e se viene confermata si sblocca tutto, di fatto, in settimana. Ma sugli over 70 l'ULSS 2 vuole accelerare ulteriormente. Noi addirittura lo faremo in 10 giorni, con l'aiuto ci troviamo venerdì perché poi i medici famiglia, chiuso il fronte over 80, ci daranno una mano e quindi 10 giorni è il tempo esatto per fare tutti gli over 70. La tabella di marcia dell'ULSS 2 è serrata con il direttore Benazzi che sugli over 70 accelera anche grazie al supporto fornito dai medici di base che dopo gli over 80 allettati si concentreranno sulla nuova classe di età. Il virus d'altronde continua a correre come dimostra anche il dato di giornata delle scuole. Un po' sì, sono preoccupato anche perché anche oggi abbiamo 25 nuove classi che sono andate tra quarantena e in osservazione, quindi è chiaro che ogni giorno potenzialmente aumentiamo sempre di più. A questo si aggiunge il caso prettamente nostrano del sindaco medico di Santa Lucia di Piave Riccardo Szumski sulla graticola per aver partecipato domenica alla manifestazione dei contenuti Novax di Conegliano. Io l'ho convocato venerdì, spero che si presenti.
faremo dei ragionamenti insieme, quindi verificherò se lui è disponibile a vaccinarsi, se non lo è chiaramente lo devo deferire e naturalmente annullare completamente la convenzione che lui ha con l'azienda sanitaria, con la regione. Un rendezvous. Un rendezvous proprio. Già un rendezvous, ma risponde ai nostri microfoni il sindaco Ribelle. Non è che Benazzi può imporre sulla mia salute determinate questioni. Quindi è anche disponibile a farsi sospendere? Io non voglio sospendere perché qua voglio ben vedere questi 1.500 a chi li danno. Però vedremo, insomma, qualcuno mi farà un addebito, ci sarà farmi un processo prima, potrò difendermi. Vaccino entro 5 giorni, altrimenti sospensione dell'attività di medico di base. Risponde così Riccardo Szumski ai possibili provvedimenti preannunciati dal direttore generale dell'USL Francesco Benazzi, soprattutto dopo quanto accaduto domenica a Conegliano. E sulla manifestazione Szumski precisa. Io non ho organizzato niente, io sono stato chiamato come ospite, il fatto di assembrarsi tra gente sconosciuta non va bene, quindi questo non è che sto a dire che dobbiamo farlo regolarmente. Posso anche capire che una manifestazione per la libertà sia stato un modo tra le righe, oltre le righe, per dire che ne hanno le scatole piene. Per questo da sindaco, oltre che da medico, risponde così al prefetto di Treviso. Dico, è perfetto che io sono uno di quei sindaci che con lo Stato ha fatto un mucchio di cause e le sta anche vincendo. Non do nessunissimo esempio, l'esempio è quello che do come medico che cura. Su un fatto Szumski vuole essere chiaro. Lei comunque non è negazionista, non è Novax. Io non sono mai stato Novax, io vaccinavamo quando non c'erano i vaccini per il morbillo obbligatori, per la pertosse, perché li ho visti. Io dico che se tu mi presenti una cosa nuova io analizzo e voglio vedere se funziona. Se tu hai anche accelerato il tempo di sperimentazione dicendomi che va bene così, posso dissentire per la mia persona, perché non c'è nessuno paziente a cui io ho detto che non deve vaccinarsi. Infine, dissenso anche per il primo giorno di vaccinazioni fatti dai medici di base. Io non ho aderito, adesso sto esaminando la lista dei miei pazienti ultra ottantenni che io comunicherò all'azienda e poi provvederanno a mandare il personale idoneo. Poi io francamente stamattina ho fatto 4 ore di ambulatorio, cioè quella gente lì la mandavo alla guardia medica. Staremo a vedere quindi cosa succederà venerdì. Ryanair intanto ha annunciato l'operativo per l'estate 2021 negli aeroporti del Veneto con 65 rotte in totale da Treviso, Verona, Venezia, Marco Polo, incluse 22 nuove rotte da Treviso per un totale di 48 verso destinazioni come Corfù, Leopoli, Rodi, Oslo e Tel Aviv, attive a partire da giugno in poi. La compagnia aerea conferma quindi il proprio impegno sul Veneto e su Treviso in particolare. Trevigiani divisi sull'operato del governo Draghi a 2 mesi dall'insediamento. Queste le loro voci. Diciamo che si poteva fare qualcosa di meglio. Su che fronte? Su tutti i fronti, sia sanitario sia soprattutto economico. E i ritardi che stanno facendo non sono più sopportabili da noi, quindi... Promosso o bocciato? Bocciato. Draghi sì. Per me è come il Messia, nel vero senso della parola. Non vedo nessuna differenza e quindi per me diciamo che poteva anche stare il precedente Conte. Beh, direi che quantomeno si vede un cambio di passo nei primi mesi e speriamo che quello che sembra essere un'organizzazione migliore e anche il fatto che i vaccini forse cominciano ad arrivare possa finalmente portarci fuori da questa pandemia. Secondo me è un cambio positivo sicuramente rispetto a prima. L'ho notato soprattutto dalla, chiamiamola così, soddisfazione dei parlamentari. Sono tutti, non hanno più litigato, sono tutti più d'accordo e questo è un bene, insomma, per il governo. Miglioramento un po' c'è stato. Corretti nel dare le notizie, non sempre ragione, succede qualcosa e loro hanno fatto grandi cose, meno litigiosi. Così diciamo, qualcosa sì e qualcosa si aspettava di più, forse questo. È troppo poco tempo per giudicare. Io sono deluso per quanto riguarda il Covid, che purtroppo continuiamo a vivere sotto scacco e quindi è colpa del governo attuale, è colpa del governo precedente. Di solito bisogna sempre trovare delle colpe. Io dico che purtroppo ancora non abbiamo trovato la quadra.
La cronaca ci porta sulla 27 all'altezza di Casale sul Sile, dove nel pomeriggio si è registrato un incidente, 3 i mezzi coinvolti, un furgone e 2 auto che si sono scontrati in direzione Venezia. Sul posto i vigili del fuoco anche con l'autogru che hanno lavorato per liberare una delle persone rimaste incastrate tra le lamiere. Il bilancio parla di 3 feriti, fortunatamente non gravi, affidati alle cure dei sanitari del SUEM. Traffico ovviamente in tilt. Torniamo adesso sulla vicenda che ha fatto il Giro d'Italia di Ciocco, il cagnolino trovato morto sabato mattina a Breda di Piave. È scattata una vera e propria gara di solidarietà. Sarà eseguita giovedì all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie l'autopsia su Ciocco, il cagnolino trovato morto sabato mattina a Saletto di Breda di Piave con una ferita al torace. Dagli esiti dei primi esami radiografici sembra essere visibile un proiettile, ma sarà necessario attendere l'esame autoptico per accertare le cause della morte. Intanto la comunità si è stretta intorno al bambino di 11 anni proprietario di Ciocco e alla sorella che appena un mese fa avevano pianto la scomparsa del papà. Una gara di solidarietà per alleviare il dolore di questa famiglia. C'è solidarietà, arrivano da parte di associazioni, anche di allevatori, la possibilità di poter sollevare un po' la famiglia con l'aiuto di poter dare un cucciolino nuovo. Stamattina è arrivata anche da parte della segreteria del presidente Zaia un nominativo di un'associazione, ma sì, tutti stanno cercando in qualche maniera di fare qualcosa per alleviare il dolore. Ma ci vorrà del tempo perché il dolore provocato da questo lutto si attenui, spiega il sindaco Rossetto, che oggi ha incontrato la mamma del bambino per portarle la sua vicinanza. Questa vicenda, ha aggiunto il primo cittadino, non coinvolge solo la famiglia di Ciocco, ma tutta la comunità di Breda. Un problema che poi riguarda anche tutta una comunità, perché quando succedono queste cose ci si domanda perché si arriva a tanto. Da Breda a Villorba per parlare di ecovandali. Pochi giorni fa la strada era stata pulita, questa mattina la zona è tornata nuovamente ad essere una discarica a cielo aperto. Sacchetti grandi dell'immondizia e rifiuti gettati a terra, fra l'altro questi sono cassonetti ad uso commerciale. E continua costante il monitoraggio della Polizia Municipale Postumia Romana, che controlla il territorio per arginare proprio il fenomeno degli ecovandali. Sono numerose le persone immortalate dalle telecamere di notte e di giorno. Sono dotate oltretutto di sensori a LED ad infrarosso, quindi ci permettono di effettuare dei filmati a colori di giorno e in bianco e nero di notte, e permettono anche di, essendo ad alta definizione, di identificare, individuare quantomeno le persone o comunque le targhe degli automezzi che vengono utilizzati quindi per il trasporto di questi rifiuti. Solo nell'ultima settimana sono 4 i cittadini residenti nel Villorbese che sono stati pizzicati proprio mentre stavano scaricando i sacchi sulla strada. Sono stati identificati e multati come previsto dal regolamento di polizia urbana. Dall'analisi comunque dei sacchi e dei contenuti nel loro interno si tratta esclusivamente di rifiuti urbani non differenziati, però non pericolosi, effettuati comunque da privati cittadini, quindi non abbiamo individuato come autori comunque responsabili degli abbandoni imprese o comunque soggetti comunque responsabili di enti giuridici. Questi accertamenti sono stati eseguiti nella zona industriale di via Edison, ma non è tutto, perché per contrastare la crescente maleducazione sociale la Polizia Municipale ha modificato i servizi di pattugliamento per il controllo di parchi e piste ciclabili, non solo con mezzi di servizio. L'attività verrà svolta sia ovviamente attraverso i mezzi di servizio, quindi in uniforme ma anche in borghese, in modo tale comunque da riuscire a individuare anche responsabili di atti vandalici nel territorio. Nuovo capitolo nella guerra ormai infinita del Prosecco, ma ci racconta tutto Lucio Zanato. Ci sono aziende che ormai da anni non riportano in etichetta il nome Prosecco.
Molte aziende non lo riportano nella etichetta principale, nella frontale, ma solo nella retroetichetta. Quindi un percorso è già iniziato e grosse problematiche non si sono sentite. Risponde così la confraternita che da 75 anni segue e tutela il superiore di Valdobbiadene al governatore Zaia, che ieri ha ribadito il suo no alla cancellazione del termine prosecco dalla produzione delle DOCG e della DOC. Ennesima conseguenza delle fratture all'interno di un consorzio fermo da oltre un anno, ma che con l'uscita di scena del direttore Vettorello arranca da tempo. Drastico il commento del Gran Maestro a nome di tutto il territorio di Valdobbiadene. Siamo un po' disgustati da questa situazione perché non riusciamo a capire quali interessi ci stanno sotto. La rappresentanza data dallo statuto è una rappresentanza equa e quindi non vediamo il motivo perché insistere da parte della cooperazione nel voler portare a casa un risultato maggiore a loro favore. E in questa guerra, con la cancellazione del termine prosecco, l'altro segnale di possibile disgregazione è la nascita di una sezione UNESCO della Federazione Italiana Viticoltori Indipendenti, anche qui comunque divisi sul termine prosecco. Non tutti lo utilizzano, nelle due DOCG anche da poco anche nell'Asolano ad esempio si può omettere e è una scelta aziendale, quella per la produzione di vino spumante si può omettere e è una scelta aziendale, credo che quella di farlo o meno. Dipendenza produttiva, secessione identificativa, segnali di come le divisioni possano contagiare anche altri consorzi se non c'è chiarezza sul futuro delle denominazioni e soprattutto sulla difesa delle singole peculiarità di produzione. Non vogliamo essere, come posso dire, confusi con gli altri, ma con rispetto verso gli altri. Solo vogliamo essere unici. Una capretta intenta a girovagare all'interno del cimitero di Canizzano è stata recuperata dalla polizia locale di Treviso. Eccola nelle immagini. Nei giorni scorsi è arrivata alla centrale operativa una chiamata che segnalava la sua presenza all'interno del Camposanto. Quasi sicuramente è scappata da una proprietà situata nelle vicinanze, ma fino ad oggi non è stata fatta nessuna denuncia di scomparsa. Quindi si aspetta un cenno da parte del legittimo proprietario. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per parlare di sport, di volley in particolare, perché la trevigiana Dominga Lot, 43enne di Santa Lucia di Piave, è la prima donna in assoluto ad arbitrare in una finale scudetto maschile. La Lot è stata designata secondo arbitro di gara 3 della serie di finale scudetto di Superlega tra Perugia e Civitanova, che si terrà domani sera a Perugia. Un altro grande riconoscimento per la Lot in questa stagione, che va ad aggiungersi a quello di prima donna italiana nominata arbitro internazionale. E a proposito di finali di scudetto del volley, questa sera Novara è di scena, gara 2 nella sfida tricolore tra Imoco Conegliano e Igor Novara. Dopo l'entusiasmante gara 1 che ha visto trionfare al tie break le Pantere in una partita di oltre 3 ore con la storica prestazione da record di Paola Enogu, stasera le ragazze di coach Santarelli hanno la possibilità, in caso di vittoria, di agguantare lo scudetto numero 4 della loro storia. Fischio di inizio quindi alle 20:30. Adesso andiamo a Belluno. In apertura della cronaca bellunese, ancora una volta la crisi della CC, c'è la disponibilità del vice ministro Todde a riprendere in mano il progetto Italcomp. Il risultato del faccia a faccia che si è svolto questa mattina al Mise. Venerdì si è preso l'impegno reciproco di scrivere in un verbale di riunione, nel documento che riterremo, firmato sia da noi che dal governo, la conferma che il progetto Italcomp è riattivato.
Sono trascorsi pochi minuti dopo le 13. Dalla sede del MISE esce la delegazione che ha incontrato la vice ministra Todde, forzando la riunione messa in agenda per venerdì prossimo. Fuori dalla sede del Ministero ci sono i lavoratori di ACC e quelli di ex Embraco. Su entrambi pende la spada di Damocle, per i primi la mancanza di liquidità, per i secondi il licenziamento. A mezzanotte dallo stabilimento di Melma, maestranze e rappresentanze sindacali sono saliti sul pullman che li ha portati a Roma. Il vice ministro Todde ha detto che l'idea originaria di Italcomp non è del tutto messa da parte. Venerdì ci sarà un incontro, saremo tutti presenti, il curatore fallimentare di Embraco, il commissario Castro, e in quella data noi crediamo di dover firmare un verbale di accordo. C'è più chiarezza adesso rispetto a qualche giorno fa. Sicuramente ancora la certezza l'aspettiamo il 23 con l'incontro con la Todde. Comunque ci sono tutti i prerequisiti per finalizzare il progetto Italcomp. C'è un emendamento su cui il governo, nonostante il ministro Giorgetti abbia rovesciato la filosofia iniziale del progetto Italcomp, ha assicurato il voto unanime al Senato che garantirà entro il 20 maggio la liquidità necessaria al futuro di ACC. Non sarà concesso a chi che sia di perdere ancora tempo, dicono i lavoratori, che hanno ritenuto scandalosi 2 mesi di silenzio solo per consentire un passaggio di consegne. C'è uno spiraglio, quando è arrivato il resoconto del ministro Giorgetti, sinceramente è stata una mazzata, chiamiamola così. Invece oggi c'è uno spiraglio di luce, vedo i lavoratori anche un attimino più sollevati. Venerdì l'incontro decisivo. Oggi il presidente Zaia nel suo punto stampa ha detto che con il collega Cirio è iniziata un'interlocuzione con una lista di imprese selezionate per capire se c'è qualcuno che voglia prendere in mano la situazione, figlia di un comparto il cui valore aggiunto, ha detto Zaia riferendosi al compressore, non è elevatissimo. Dall'occupazione al terzo settore c'è un accordo con i commercialisti bellunesi per agevolare gli adempimenti fiscali. Potenziare l'offerta di consulenza che il Centro Servizi Volontariato di Belluno Treviso garantisce da sempre alle associazioni, oggi a maggior ragione ancor più importante alla luce delle novità introdotte dalla normativa che ha riformato il terzo settore. Ci sono una serie di associazioni, particolarmente le ONLUS, che sono là in attesa di capire cosa diventeranno. Se si chiarirà questo aspetto, grazie anche al chiarimento che dovrebbe arrivare dall'Europa circa la parte fiscale della legge, l'intervento dei commercialisti diventa essenziale. L'accordo siglato dal CSV di Belluno Treviso con l'Ordine Provinciale dei Dottori Commercialisti rientra nello sforzo di ampliare i servizi rivolti al terzo settore. Stipulare una convenzione di questo tipo secondo noi significa intraprendere un percorso virtuoso in cui possano essere contemperate le varie competenze, si possa fornire agli utenti, poi alle associazioni, una consulenza, un supporto migliore. L'introduzione del codice del terzo settore è ancora in itinere, ma a Belluno, prima ancora che a Treviso, il servizio è partito con l'organizzazione di un team di consulenti disponibili gratuitamente in maniera omogenea su tutto il territorio provinciale. L'aspetto fiscale resta sempre la questione più spinosa da affrontare. Come ordine abbiamo già raccolto la disponibilità di alcuni colleghi a formare questo team che poi farà da supporto al CSV. Speriamo appunto che i colleghi aderiscano in maniera entusiastica come stanno facendo. Non è così, noi siamo volontari, facciamo la nostra attività gratuitamente, ma siamo soggetti alla legislazione. Che potesse essere più semplice, io penso che di sì. Però questo non vuol dire che poi alla fine uno che si mette in questo mondo non debba acquisire quelle competenze necessarie per svolgerla bene l'attività. In ultima battuta vi ricordo l'appuntamento di questa sera a partire dalle 21:15 con Ring, la trasmissione di approfondimento di prima serata con Ferdinando Avarino. Ci saranno Luciano Sandonà della Lega, Vincenzo Forte, Fratelli d'Italia, Davide Tramarina del Partito Democratico, Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto, Lorenzo Zambonin, barista, e Riccardo Szumski, sindaco di Santa Lucia di Piave, di cui abbiamo parlato anche in questa edizione. Vi ricordo poi il sondaggio di Ring questa sera con la notizia proprio di questi minuti che arriva dall'esecutivo con il coprifuoco che resta, stando alla bozza di decreto aperture alle 22. Vi chiediamo, è giusto? I numeri li state vedendo come sempre in sovraimpressione. La chiamata è gratuita, l'esito a Ring questa sera alle 21:15. È tutto da Treviso e Belluno anche per questa sera. Ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento.
Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coiventati in grès per cappotti. Bentrovati al meteo. Una circolazione instabile insiste sull'Italia, dunque al nord-est avremo ancora qualche conseguenza di questo flusso perturbato che ormai da giorni è in azione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di mercoledì 21 aprile sarà caratterizzata da un tempo asciutto e soleggiato al mattino. Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare e sui settori montuosi sarà possibile anche qualche acquazzone che localmente potrebbe scendere fin verso le aree pianeggianti. Temperature comunque gradevoli, minime tra i 5 e i 9 gradi, massime tra i 13 e i 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole in mattinata, dal pomeriggio cielo più coperto con rovesci via via più frequenti. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove inizialmente avremo un ampio soleggiamento, a seguire più nubi e anche qui non si escludono delle piogge. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime infine sui 17 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antena 3. Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coiventati in grès per cappotti.